Gran spavento nel pomeriggio di oggi nel Bellunese per le 3 scosse di terremoto in fila che hanno riguardato la zona di Voltago. La prima è più potente alle 14:22, proprio a Voltago a Gordino con magnitudo di 3,6. 4 minuti dopo, secondo quanto riferisce l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il secondo sisma da 2,6 nella zona di Taibon e alle 14:30 la terza scossa, 3,1 ancora a Voltago. Movimenti tellurici che hanno fatto seguito a quello di Miane nel Trevigiano in mattinata. Non si registrano danni o feriti, ma la paura è stata tanta. Lo testimoniano le numerose chiamate di richieste di informazione giunte alle forze dell'ordine. Oltre a sisma, infatti, pare sia stato avvertito un forte botto che ha spaventato molti. E che si sia trattato di episodi da non sottovalutare lo dimostra anche il fatto che la dirigenza di Luxottica abbia deciso immediatamente l'evacuazione degli stabilimenti di Agordo e Cencenighe. I dipendenti hanno lasciato il proprio posto di lavoro per sostare nei piazzali in attesa di capire cosa stesse accadendo e quale fosse l'effetto delle scosse. Il controllo effettuato dai vigili del fuoco non ha rilevato anche in questo caso la presenza di eventuali lesioni agli immobili. In giornata, durante la riunione in provincia, è stata preallertata la protezione civile in caso di necessità per le prossime ore.